Quest'oggi si presenta la sfida al Monreale. Sulla carta come la vedi questa partita? Allora, premessa che ci sono alcuni punti più importanti oggi di cui parlare, però è giusto aprire una piccola parentesi per la partita. C'è poco da presentare perché domani non ci sono risultati al di là della vittoria, dobbiamo vincere per forza. Veniamo da due sconfitte consecutive, non due pareggi, perché per noi oggi pareggiare significa perdere, perché siamo il giro del ritorno, ogni pareggio perdi punti e quindi ti allontani sempre. Quindi siccome veniamo da due sconfitte consecutive, domani c'è solo da vincere e non 1-0 soffrendo. Noi dobbiamo vincere alla grande, dare una bella risposta a tutti, a noi stessi, ai tifosi e alle persone fuori che stanno facendo parecchie chiacchiere. Detto questo, chiudiamo la parentesi di domani. Mi piacerebbe parlare di alcune cose importanti, tipo che si sta parlando troppo sui social, si stanno dicendo troppe cazzate, scusate se mi permetto a dirlo, perché si scrivono troppe chiacchiere che vanno al di là del calcio. Sono chiacchiere da bar, io li chiamo sempre così, quando le persone... La cosa ancora più brutta è che non sono tifosi, perché io posso capire un tifoso che scrive, perché non ha la possibilità di venire allo stadio qua dentro e parlare con noi o con la società, quindi giustamente prende un social e scrive il proprio pensiero. Però quando ci sono persone vicine alla società o che sono state dentro e oggi non ci sono più, che si mettono a dire tante cazzate, poi giustamente a noi dà parecchio fastidio, perché leggere cose che non c'entrano nulla col calcio oggi secondo me ci uccide e basta. Forse non si è mai capita sta cosa e si continua. Ogni giorno vedo sempre post su Facebook, Instagram, io non li guardo mai, me li mandano giustamente, però penso che quando ci sono dei problemi, visto che sono persone dentro la società, si viene al campo, si viene allo stadio, ci si chiude in uno stanzino tra di loro, non me ne fotte nulla, si piano ammazzate, quello che vogliono fare fanno, però dobbiamo evitare di scrivere tutte queste cazzate sui social, perché si è scritto cose assurde. Se c'è gente che se ne vuole andare, che se ne vada e ci lasci in pace. C'è gente che vuole entrare e ci dia una mano, ben venga, perché qua dobbiamo capire che siamo una famiglia. E faccio una premessa molto importante: noi siamo un grandissimo gruppo, ci siamo parlati in questi giorni e ci siamo detti che facciamo finta che da qui a fine anno non ci saranno mai più soldi, ok? Cosa non vera, però io voglio parlare di una cosa impossibile. Noi arriveremo fino a fine campionato anche gratis, sputando sangue la domenica, perché per noi il nostro lavoro è quello, e facendo bene in campo che ci può far trovare di nuovo squadra il prossimo anno, più soldi, i ragazzini possono salire di categoria, noi ci allunghiamo la carriera. Quindi premessa, noi sputeremo sangue fino all'ultima partita anche gratis. Poi non è così, perché la gente sta dicendo quello si dimette, non ci sono soldi, non è così assolutamente, perché è vero, ci sono state molte difficoltà all'inizio anno. Il direttore Russello col presidente comunque hanno cercato di avvicinarsi a persone che ci potevano dare una mano, si sono fatti in quattro per trovare sponsor, per trovare gente che ci dà una mano per pagare gli stipendi o comunque le trasferte e tante altre cose. Non voglio entrare in merito a queste cose qua, però siccome poi c'è gente che prima si avvicina, poi si allontana, oppure si pizzicano tra di loro, a noi non ci interessa, fa solo male all'Akragas. L'Akragas sono i giocatori, è la società, è la città. E la cosa che vorrei dire, che mi piace da morire, è che ci sono dei bambini che sognano grazie a noi. Noi non siamo nessuno, ok? Però oggi giochiamo all'Akragas, in una categoria non siamo in Serie A, però questi bambini ci vedono come idoli e loro sognano, perché magari pensano che un giorno vogliono essere al posto nostro e giocare qui ad Agrigento nell'Akragas. Quindi non vedono l'ora che arrivi la domenica e entrare in campo con noi, ci prendono la mano e ci guardano come se fossimo chissà che cosa. Ripeto, non siamo nessuno, però oggi qualcuno grazie a noi sogna, i bambini, come sognavamo noi un giorno, stanno sognando loro, e dobbiamo capire questo. Se ci scontriamo tra di noi, significa che facciamo morire di nuovo l'Akragas e non c'è più pallone qui ad Agrigento. Cosa più brutta non ci può essere, perché arrivare la domenica, vedere la gente allo stadio, vedere i bambini, le famiglie, gli anziani, tutti aspettare la partita e magari nella speranza di gioire assieme a noi a fine partita, perché si vince una partita, perché si vince un campionato, perché facciamo qualcosa di importante. Di questo si deve parlare, né di soldi, né di a quello non lo posso vedere, i pugni, i calci, le cazzate che stanno dicendo in questi giorni, perché è uno schifo totale. Io prego, senza fare nome, a queste persone di incontrarsi tra di loro, venire allo stadio, si chiudono, ripeto, uno stanzino, quello che vogliono fare fanno, ma di evitare di infancare l'Akragas, la città, noi giocatori, tra di loro, non ce ne fotte nulla a noi.
noi siamo solo stanchi. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, che questa persona per me vale zero, e lo dico apertamente, non me ne fotte nulla. E infatti non avrei mai voluto parlare di questa persona, perché siccome si è tirato in ballo lui, ora ne parlo io. Mister Mutolo, che scrive felice di aver fatto questa scelta, vi vorrei ricordare che è stato cacciato e non ha fatto la scelta lui. Lui è stato miracolato che ha avuto la possibilità di venire all'Agragas a fare allenatore, non al circo. Qui c'è lo stadio, c'è un campo in erba, forse ne ha visti pochi, e qua si fa calcio. Quindi lui è stato cacciato, non è andato via. È stato cacciato perché parlava male di tutti, perché ci pigliava per il culo, perché andava nel suo spogliatoio a parlare male di ogni giocatore, perché quando è arrivato Peppe Gambino all'Agragas i primi giorni, che vedevo che eravamo quattro grandi, avevo un entusiasmo sotto zero, e lui andava dai giocatori a dire isolate Gambino. A me non mi diceva mai nulla, però ne parlava con i compagni, con i miei compagni. Quindi prima di parlare di circo, che ha fatto una bella scelta, si deve guardare allo specchio e dire che è stato un falso. In più è stato cacciato. Questa è una cosa da dire e farla sentire a tutti. Che bello può arrivare da una tastiera a scrivere la mia scelta. Tu devi baciare a terra che hai allenato l'Agragas. No, felice di aver fatto questa scelta. E questo è quanto. Per quanto riguarda poi le altre cose, non ce n'è problemi drastici. Qua i problemi solo alla morte, non c'è soluzione. Qua c'è gente che sta lavorando per cercare di risolvere i problemi. Ripeto, in questi mesi ci sono state parecchie difficoltà, ma nelle difficoltà siamo riusciti sempre a venirne fuori. Ora siamo di nuovo in difficoltà, e infatti si spera che arrivi qualcuno a dare una mano al presidente, al direttore, perché qua bisogna crescere, non bisogna ammazzarsi, ma bisogna crescere come famiglia. Per fortuna che ho questi compagni, chi è qui, chi non lo spogliatoio, chi va, meno male ci sono loro perché sono tutti ragazzi meravigliosi. Abbiamo creato un gruppo fantastico che, è vero, ne parliamo di questi problemi, ma cerchiamo di lasciarli sempre fuori, ci alleniamo sempre con entusiasmo, cerchiamo sempre di dare il massimo. Purtroppo a volte non ci si riesce, ma non è perché siamo in ritardo di qualche soldo o chissà quali problemi. Che quando si perde perché abbiamo fatto schifo, quando si vince perché siamo riusciti a fare una partita meravigliosa, i soldi non c'entrano nulla. Non ci sono questi problemi, ci sono solo delle difficoltà che non ha l'Agragas, ha tutta l'Italia. Tutti hanno difficoltà, sono poche le squadre che sono sempre puntuali. Io sono 22 anni che gioco, forse 2 volte mi è capitato di avere squadre che pagavano ogni 10-15 nel mese. Abbiamo le difficoltà che hanno tutti, stiamo cercando di risolvere, la società si sta aprendo in quattro per cercare di farci stare tranquilli. Noi abbiamo fiducia in loro, l'abbiamo sempre avuto, e ripeto, se oggi ci venissero a dire che non ci sono soldi da qui a fine anno, noi giocheremo gratis fino a fine anno. Sputeremo sangue fino a fine anno perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che sia arrivare primo o che sia quei playoff o quello che è. Noi sputeremo sempre sangue. Poi è normale che si spera che ognuno di noi abbia lo stipendio, perché è giusto così. Perché giustamente noi, questo è il nostro lavoro, studiamo, c'è gente che viaggia, c'è gente che comunque, c'è ragazzini giovani che comunque non è che guadagnano chissà quanti soldi. E quei pochi che guadagnano li fanno arrivare a fine mese o gli permettono di farsi una cena fuori o di comprarsi qualche loro un vestito, una maglietta o cazzate varie. Quindi io prego le persone che ci sono ancora in società e che sono andate via di levare i social da mezzo. Quando ci sono problemi, quando ci sono le chiacchiere da bar, o si va al bar o si viene all'essenetto, noi siamo tutti qua, c'è la società, c'è sempre, si scannano, si piano a pugni, quello che vogliono fare fanno, non ci interessa. Per andare a parlare sui social, ripeto ancora una volta, di cazzate, perché sono cazzate, non c'è nulla col pallone, di parlare di personaggi. Ho letto stamattina schifezze di 16 anni, non 16 anni, pugni, questo è schifo, bisogna parlare di calcio. Oggi c'è l'Agragas, c'è una città che ci sta sempre dietro, bisogna parlare di quello, stop, chiuso argomento.